Sono stati ricevuti stamani dal prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, i gruppi che rappresentano i patrimoni immateriali dell'UNESCO per il tradizionale scambio di doni, servito anche come occasione per farli conoscere tra di loro. Il prefetto, con a fianco la moglie e la figlia, era accompagnato dai rappresentanti delle istituzioni agrigentine, il sindaco Lillo Firetto e la moglie, i comandanti delle forze dell'ordine, il commissario dell'ex provincia Barberi, i rappresentanti della Camera di Commercio dottore Virgilio, il provveditore agli studi Nicola Zarbo, gli alunni dell'Istituto Comprensivo del Viale. Oltre ai rappresentanti istituzionali, anche le massime espressioni del Parco della Valle, che quest'anno per la prima volta organizza il 72esimo Mandorlo in Fiore, dottore Campo e Parello. Tra i doni offerti dalle nostre autorità ai rappresentanti dei gruppi, le arance della Colimpetra, una pigna e l'olio della Valle. Ma sì, nel messaggio di saluto ai gruppi folcloristici internazionali ho cercato di racchiudere tutto il contenuto del messaggio nelle due parole che sono i significati della tradizione, che è come conservare e tramandare l'identità di un popolo, e il popolo di Agrigento ha forti identità. Lo scambio dei doni è proprio un modo molto umano, molto semplice per creare delle relazioni umane, e la festa del Mandorlo in Fiore è un momento di creazione di relazioni umane. I simboli stanno nei doni, è stato offerto l'olio, sono state offerte le arance, una pigna. Ognuno di questi doni ha una sua simbologia, ma una simbologia che riconduce comunque a messaggi di fecondità, di prosperità, di fratellanza e di pace. E mi pare che anche quest'anno questo messaggio arrivi dove deve arrivare. Il segno simbolico che secondo me è di maggiore potenza è questa presenza di Israele e Palestina insieme, fra l'altro anche nella scelta della sfilata del mercoledì, giornata della fiaccolata dell'amicizia, uno dietro l'altro. Anche quello mi pare un bel gesto simbolico che vale la pena sottolineare. E poi Mandorlo in Fiore è tante cose, continua a essere sempre di più, tante cose utili, tradizioni che si confrontano, patrimoni UNESCO che si confrontano, incontro tra genti, relazioni che si creano e si rinsaldano. E il messaggio di pace che vogliamo lanciare, che abbiamo lanciato da questo 72esimo Mandorlo in Fiore, è un messaggio che viene dalla Valle dei Templi, dove il Tempio della Concordia riunisce questi messaggi. Ci sono delle realtà importanti quest'anno, c'è la Giordania, c'è la Palestina, c'è Israele, ci sono tutte queste nazioni che comunque vivono in un momento in cui la pace è importante. Noi abbiamo preferito quest'anno avvicinare i patrimoni immateriali dichiarati dall'UNESCO patrimoni dell'umanità, in quanto vorremmo che tutto ciò che ruota attorno a questi patrimoni siano qualcosa che sia di tutto, e quindi anche noi vogliamo dare questo contributo. Una bella cerimonia, ma il prefetto è stato preziosissimo perché ha focalizzato alcuni punti fondamentali che la sagra e il Mandorlo in Fiore rappresenta e che continuerà a rappresentare, un luogo in cui le persone si incontrano. In questo caso noi abbiamo aggiunto un elemento, mettiamo a disposizione un patrimonio immateriale dell'umanità affinché i patrimoni materiali di tutto il mondo si possano riunire, conoscere, condividere e gioire assieme.